Chissà, allora chissà su chitarra che ormai io conosco buono. Ma che ci c'are? Il Cicciaro perché io quando era piccino era notaio. E ora pronta posso capire subito a un'odorata un'altra che chitarra è. Comunque, a sapere una cosa, cioè, che io mi confondo certe volte, però sono salito di nascosto da mia zia, anche lei scava una, e mi pigliavi i seggi, i seggi li faggio pigliare. E con quel legno ho fatto sta chitarra, per esempio, in questa, cioè, come vedi il legno di faggio, e ci volesse mettere un'aquila, tipo in modo che c'è un bello volatile, grosso, 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 e così tipo simboleggia la libertà. E io mi piacciono animali, bello, un bell'aquila. Certo, ci sta sto po'. Chissà una piglia, sì. Chissà, ora pigliamo il cambio, vedo però che chissà se è mia o... Tancapo, io la posavo, chissà la feci pure io, chissà legno di faggio di sé, chissà la seggi in pezzia proprio, era messa sotto l'armadio, però la pigliavo perché questa è la sedia che usava mia zia quando si sedeva a tavola, e se ci mettavo così la picchietta era molto corta, meschina. Chissà allora, prima che facessi tu, io ci misi 4 amplificatori, ci misi i lince, e così ti si sente bene quando la suoni era buona, vai, è veloce, capito? Perché io ora ho montato... Chissà, questa chitarra ha una storia, cioè devi sapere che col suono, se tu mi fai sentire il suono ti la racconto, perché ne emoziona ogni volta. Ora ti faccio sentire bella forte. Io ci voglio mettere Jack Iso. C'è un bello suono. Ma spingere il catore, e poi... bello. Forte, io però, mi piace, io però, figa forte, io però, chiamo un suono. Io ne capisco, te pare che mi hai fatto, sai quanto mi hai fatto di queste chitarre così? Ci metti o potenziometro, io ci metto sempre in linea. Troppo bello, ti rende buono. Poi anche il fraseggio che hai fatto mi ha fatto emozionare. Cioè, ho provato dei brividi forti. Perché tu hai una tecnica speciale. Tu niente, così. Cioè, proprio Coca. Bello. Cola. T'aveva detto che io facevo mai in Misten, non gruppo. Buono. No. Chissà, chi sarà? Chissà chi dato. Chissà, mi pare che devi ascoltare. Quindi, però vedi, tu, quando usi le corde alte, devi cercare di tamponare, perché è così, certe volte non si capisce.